Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. No alla privatizzazione di Poste Italiane. Continua lo stato di agitazione delle sigle SLP, CISL, SLC, CGL, Will Poste, Conf, SAL, Com e UGL, Com, unite nel chiedere al governo che l'azienda non passi al privato per il restante 29,6% delle quote in mano al MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In questi giorni si stanno susseguendo delle manifestazioni in giro per l'Italia, mentre pure in Veneto stanno aumentando i timori, come spiega il segretario regionale della SLP CISL Samuele Ghirardello. Si rischia, dice, di portare alla chiusura di diversi uffici postali, soprattutto nei piccoli paesi dove le banche hanno già chiuso e milioni di risparmiatori si affidano alla più grande azienda italiana di servizi come Poste. Intanto per giovedì 30 maggio è previsto a Roma un sit-in nazionale davanti al MEF. Cambiamo decisamente argomento. Il percorso del Giro d'Italia attraverserà giovedì 23 maggio il territorio comunale di Mirano, provenendo da Martellago, rotonda alla fossa in direzione centro storico, Scaltenigo e Ballò, per poi proseguire verso Cazzago e la riviera del Brenta. Le vie interessate sono le seguenti: via Miranese, via Vittoria, piazzale Garibaldi, via Barche, piazza Martiri, via 20 settembre, via Porara, viale Venezia, via Scaltenigo, via Ballò, via Stazione. Il passaggio del Giro E è previsto alle 14. La carovana pubblicitaria arriverà alle 14:30 circa e il passaggio dei ciclisti è previsto alle 16. Nelle vie che vi abbiamo appena elencato sono vietati il transito e la sosta dalle ore 13:30 fino a fine manifestazione. Inoltre saranno chiusi tutti gli accessi che si immettono nel percorso della gara ciclistica. Passiamo alla cultura. Il Mestre Book Fest allarga i suoi confini e aggiunge 5 date in altrettanti comuni della città metropolitana di Venezia. La rassegna letteraria in programma a Mestre da martedì 4 a domenica 16 giugno avrà quest'anno un prologo dedicato interamente ad alcuni autori del territorio e le presentazioni delle 5 opere sono in programma nei comuni che hanno aderito all'iniziativa, quali Pianiga, Santa Maria di Sala, Ceggia, Marcone, Concordia, Sagittaria. Gli incontri con gli autori si terranno tra il 22 e il 31 maggio in location messe a disposizione dalle amministrazioni comunali e, di fatto, rientreranno nella rassegna letteraria. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Il Comando Generale della Polizia Locale di Venezia ha emanato un'ordinanza dirigenziale a tutela della viabilità pedonale e veicolare in occasione della manifestazione sportiva del 26 maggio 2024, denominata Secondo Trofeo Bosco di Mestre. È prevista la temporanea sospensione della circolazione dalle 8 alle 17, eccetto ai mezzi di soccorso di pronto intervento e dei veicoli in condizioni di emergenza, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli animali da sella negli attraversamenti di via Caccolombara in prossimità dell'entrata sud del Bosco Zair, in prossimità del Civico 97 e dall'Anagrafico 121 fino al cimitero di Dese. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.